Buongiorno signori e benvenuti a questa live un po' particolare che condividiamo in tre zone. La prima è nel pregiato canale di Hildegard sul tubo, la seconda è nel canale Marietta Veneziano e la terza zona diciamo che è in diretta per le Sibille Interattive nel nostro gruppo Radionica, Radiostesia, Teologia e Ermetismo. Spero che si veda bene, è un po' un unicum perché poi questa sera abbiamo proprio una diretta piena, una diretta corposa con la nostra Hildegard che alle 21:30, mi raccomando non mancate, quindi diciamo che è come si dice, un preparativo a questa sera 21:30 per le Sibille Interattive. Però se volete fare già delle domandine, naturalmente mi ricordo sempre che se dovete fare delle domande da Face dovete iscrivervi perché alcune volte noi non vediamo le domande, quindi se mi stai guardando dal nostro gruppo Face o da un gruppo Face devi iscriverti a questo social, a questa struttura, questa piattaforma che si chiama chiaramente StreamYard. Quindi vedi, ad esempio, io vedo delle persone che non sono scritte, ad esempio, tipo questa, no? Questa persona qui noi non possiamo rispondere se non rispondiamo alle persone che non sono scritte a StreamYard, perché vogliamo vedere bene, non Facebook user, ma vogliamo vedere chi ci contatta. Quindi privilegiamo soprattutto quelle che chiaramente mettono bene in evidenza e si iscrivono a Facebook tramite StreamYard. Insomma, si iscrivono a StreamYard. Bene, incominciamo a salutare gli amici. Quindi questo è un tester che durerà fino alle 3:50, quindi fate delle belle domande chiare. Vi ricordo questa sera avremo la nostra Hildegard alle 21:30 su questo canale. Non dovete assolutamente mancare questo suo numero di telefono eventualmente. Bene, iniziamo a salutare i nostri amici che vedo che sono già numerosi. Il primo è Luca. Ciao Luca. Cassiopea si tira già avanti, saluta stasera, no? Stasera alle 21:30 c'è il Legado, mi raccomando. Pierluca, ciao Pierluca. Poi c'è questo Facebook user, noi non rispondiamo. Quando noi vediamo Facebook user, almeno Marietta non risponde. Dovete iscrivervi alla piattaforma StreamYard che è lì, vi iscrivete a StreamYard che è gratuito e noi a questo punto qua risponderemo. FC, saluto FC, Stella Azzurra, Loredana, Vale, Christian, Loredana ancora, Nella, ecco, vedete, tipo queste domande qua sono irricevibili perché se non c'è il nome che viene da Facebook, il Marietto non risponde, ve lo dico già. E ciao Roberta. Quindi mettetevi un po', soprattutto quelli che arrivano da Facebook, di buona linea, iscrivervi a StreamYard come hanno fatto gli altri. Bene, rispondiamo alla prima domanda di Luca. Buongiorno, mi ama o mi tradisce io, Luciano dell'82 e Maria Rosa dell'81? Bellissima domanda. Vi ricordo sempre questa sera 21:30 canale di Hildegard, che poi dopo sarà in contemporanea nel canale Marietta Veneziano e sui migliori gruppi social di Face in diretta. Buongiorno, mi amo Luciano dell'82, Maria Rosa dell'81. Vediamo un po' cosa ci dicono le nostre sibille. È malinconica. È malinconica. È vero che tu, Luca, ci stai, cioè Luciano, ci stai lavorando, ci tieni, hai molto entusiasmo, hai volontà, hai voglia di costruire qualcosa e lei sembra che sia un po' giù di tono, sembra che sia un attimino delusa. C'è qualcosa, almeno questo è il taglio, il taglio è sempre importante, però non è tutto, diciamo. Comunque vediamo che la situazione è un po' complicata. Andiamo avanti. Vediamo che è una donna forte, questa è una donna forte.
Alla domanda mi ama? La Maria Rosa, Luciano chiede o mi tradisce? È una bella domanda Luciano, è a doppio via, no? Allora, vediamo che nel passato, guardiamo questa linea passato, la situazione non è stata facile per colpi di gelosia, per nervosismi, atti di persone che dicevano tutto contrario di tutto, e c'è entrata anche qualche flirt. Non so se da parte tua di Maria Rosa, però c'è stata qualche nuova entrata che effettivamente ha sbilanciato la cosa. E qualcuno vi spiava. Quindi è stato un po' un passato impegnativo, Luciano, è stato un po' un passato con tante ombre e pochi spicchi di luce. Poi vedo appunto che non so chi dei due, perché mi hai fatto una bella domanda, Luciano, perché effettivamente qui si vede qualche accenno dovuto forse alla gelosia. Ma guardiamo il presente. Questa è la linea del presente. Allora, nella linea del presente vedo molta forza in lei, molta determinazione a voler attaccare un dialogo. Però c'è stato questo blocco dovuto al passato, Luciano. Quindi qui siamo in una situazione in cui il passato è forte, ha bloccato le cose, ma c'è un'evoluzione in cui lei tenta di ricucire, vorrebbe ricucire la Maria Rosa, molto probabilmente. Però attenzione, Luciano, io vedo che siete giovani, vedo che entra in scena un uomo, un gran signore, e questa è sempre una bellissima carta, perché sta a indicare che è una situazione in cui quest'uomo qua, che è più grande di voi chiaramente, lavora dietro le quinte. Dietro le quinte, perché vedi il militare è sempre una situazione di gran segreto, è una situazione in cui c'è qualcosa che bolle in pentola, perché quest'uomo fa sul serio. E vedo che nasce, forse un uomo che viene da lontano, che non conosci, molto probabilmente è una persona che arriva da lontano. Però, però c'è qualcosa di nuovo ancora. Ce n'è un'altra entrata, e questo qui è il finale. Vedi, il ritorno di qualcuno che però dice bugie e bloccherà tutto. Quindi non ti so dire se ti tradisce o ti ama. Ti so dire però che vedo nel futuro prossimo l'entrata in scena di una persona importante che lavorerà in segreto per avere sicuramente... scusa che non si vede, scusate. Che non si vede qua, vedi? C'è la stanza e il bambino, cioè sta per nascere qualcosa di importante a livello fisico, no? Sentimentale fisico. E poi vedo un ritorno di un altro uomo, giovane questa volta, che però è un cantastorie, ma anche lì finirà male. Quindi sembra quasi che ci siano più attori vicino a questa donna forte che parla con tante persone. Sicuramente avrà dell'affetto per te, però vedo che ci sono dei flirt importanti che stanno arrivando, sono importanti e più ce n'è uno giovane che morirà sul nascere, invece una persona importante, adulta, grande, che le vorrà bene e avranno sicuramente qualcosa di importante. Almeno le Sibille, secondo la mia personale lettura, danno questa direzione. Che ti tradisca adesso no, però nel futuro c'è questa possibilità che entrano queste figure che non conosciamo ancora. Bene, vi ricordo che ad esempio quando scrivete vedo sopra Facebook user, se non siete iscritti a StreamYard non rispondiamo, quindi non è che vi vogliamo salutare, non vi rispondiamo. Quindi iscrivetevi a StreamYard che è gratuito e non succede niente. Bene, andiamo, Cassiopea saluta. Allora, la nostra Cassiopea, vedete Cassiopea? Allora, Katia del 75 ci chiede se c'è un nuovo amore in arrivo. Vediamo un po'. Vediamo un po' la nostra Cassiopea. Vi ricordo che domani alle 4:30, che sarà sabato, in esclusiva mondiale ci sarà Marietta Veneziano e Hildegarda. Vediamo un po', sempre qui su questo triumvirato di canali, su Face e su il canale di Hildegarda Marietta Veneziano.
sempre per le sibille interattive gratuite. Sapete che se volete invece un consulto professionale, questo ad esempio è il numero di Hildegarda. Bene, andiamo avanti per la nostra Katia, che ci fa una domanda se c'è un amore in vista. Bene, voilà. Per Katia, vediamo un po'. C'è qualcosina che sta cambiando, C'è qualcosina di importante, Katia, che sta cambiando in modo improvviso, e sembra qualcosa di il taglio ci sta a indicare che è veramente qualcosa di buono, qualcosa che sembra serio, sembra qualcosa di importante, Ma vediamo un po' la nostra. Ricordo sempre questa sera 21:30 Hildegarda per le sibille interattive gratuite. Allora, vediamo un po'. Allora, io vedo che nel passato tu hai sofferto, c'è un uomo che nel passato ci ha pensato molto, vedi Katia, ci sono stati proprio dei blocchi importanti che venivano da lontano, hai sofferto tanto e c'era qualcuno che ti spiava nell'ultima relazione, qui è importante tenere sotto considerazione. Nel presente vedo che stai aspettando qualcuno in un modo importante e vedo che sta arrivando un giovane, però quel qualcuno che aspetti sembra quasi che la cosa si è bloccata, ma arriva uno giovane. Poi, nel futuro prossimo, oltre al giovane che arriva, c'è anche un ritorno di una persona importante che, diciamo, ci porta con sé qualche bugietta e tu lo stai aspettando, tu sei ancora innamorato di qualcuno di importante del passato. E vedo che con questa persona del ritorno ci sarà sicuramente qualcosa, comunicazione, vedi, forse anche nel tuo giro di amicizie lo conosci già. Che dire, ce ne sarà forse più di uno, perché ne vedo arrivare un altro, però questo è narcisista, sembra un colpo di fortuna, avrà un flirt, però vedi, questo flirt ti farà piangere. Quindi, che dire, io vedo 3 figure importanti che ti guardano, che ti stanno vicini. Uno fra un po' però attenzione che non è affidabile. Poi ne arriva un altro nel prossimo futuro che sicuramente è importante perché tu lo stai aspettando, però dice un po' di, come si dice, non dico le bugie perché mi ha detto queste cose, non dice che le persone dicono, però insomma che non è tanto coerente. E lì ci sarà sicuramente un colpo di fiamma, vedi qua, l'amore, parlerete molto, magari anche nel tuo giro amicizie, e poi ne spunta un altro, una persona con delle qualità importanti, sarà un colpo di fortuna, però sarà più che altro un flirt, magari starete bene e questo ti farà piangere. Quindi diciamo che la tua domanda arriva qualcosa, se arriva, anche più di uno, solo che ognuno avrà una sua evoluzione, un'evoluzione importante. Bene, andiamo avanti con la prossima. Vedo che si è giunta alle amicizie, saluto Doina, Lulu, Vincenza e gli amici di Facebook purtroppo se non si iscrivono a StreamYard, no? Tramite il link che ci sarà lì sotto su Face, praticamente io non vedo il nome e non li faccio passare. Quindi andiamo con quelli di purtroppo il tubo. Però iscrivetevi, quelli di Facebook, ad esempio tipo Facebook user, vedete qua, non posso rispondere, dovete proprio mettere vi dovete iscrivere a StreamYard e dopo lì verrà fuori il vostro nickname. Buon, andiamo avanti con Pierluca. Ciao Pierluca, quindi c'è questa persona qui, Anna, che la saltiamo via per il semplice fatto che non si è iscritta a StreamYard alla nostra piattaforma. E facciamo FC. Buongiorno FC. Sono Federica dell'87, vorrei sapere se gli ha dato fastidio a Daniele 78 vedermi. Lui era con suo padre, grazie mille, siamo entrambi impegnati. Va bene, dopo facciamo stella azzurra. Allora, la nostra Federica vuole sapere se gli ha dato fastidio. Vediamo un po'.
si è dato fastidio al soggetto, al suo amico. Sono tutti e due impegnati, vediamo un po'. Ma vorrebbe magari avere ancora il Fede, vorrebbe molto probabilmente avere un ritorno di nascosto clandestino. Lì vedo che il pensiero c'è, non so se suo o tuo, però c'è qualche pensierino. C'è qualche pensierino, 87 e lui 78. C'è qualche pensierino. Vediamo un po'. La domanda è se gli ha dato fastidio vederti. Beh, diciamo che c'è, lui vedi qua, nel Sibille qua, vorrebbe contattarti, adesso sembra tutto bloccato, perché sei anche rimasta male te, e in futuro secondo me cercherà di nuovo, vedi, di messaggiarti, di contattarti, per cercare di ricucire. Però mi sembra che ci sia una donna di mezzo che proprio mette il bastone fra le ruote. E quindi cercheranno una soluzione, vedi qua, cercheranno una soluzione per ricucire questo strappo, però vedi il finale, io penso che lui voglia ricucire, però vedo che c'è una donna di mezzo, un cambiamento, un'amica, non so se lui vorrebbe o con la sua compagna, magari ha dei figli, non so, o con te, trovare una via di mezzo per essere solo un'amica. Però vedo che lui si comporterà bene con te, un gran signore, è una persona di qualità sicuramente nel futuro, perché io vedo qui che lui ci sta pensando. Il problema è che c'è molto probabilmente una donna che vi sta attaccando. Lui in questo momento qui vorrebbe sicuramente ritornare come ai vecchi tempi e avere sicuramente qualcosa di importante, però purtroppo c'è questa donna qui che vi attacca e allora cercherà con un dialogo vedi qua, con un dialogo e un pensiero, penserà di rimettere a posto le cose. Quindi sì, penso che non è che ci è rimasto male, anzi, mi sa che fra un po' ti ricontatta, cercherà di nuovo di ricucire. Bene, vediamo la nostra stella. Stella azzurra. Buongiorno Mariezza, sono Cinzia del 72. Vorrei chiedere se troverò un amore stabile. Ecco, una bella domanda. Però ti dico già che le sibille vanno massimo, ma proprio vanno di là nel futuro di 12 mesi, ma bisogna proprio essere fortunati. Quindi diciamo che entro 6 mesi le sibille possono essere attendibili con una bella margine di probabilità. Dopo, un pochettino così così. Quindi, Cinzia, facciamo questa stesa, però ti avviso che le cose, certo, cacchio che lo risenti. Bene, parliamo con la nostra Cinzia. Cinzia se avrà un amore stabile. Sibille di Lucy Cinzia avrà un amore stabile. Vi ricordo, questa sera 21:30, Sibille interattive con Hildegarda. Voilà. Il taglio è un pochettino ambiguo, Cinzia, il taglio è un pochettino ambiguo perché ci sono stati dei momenti difficili. Io non so se hai figli, però qui c'è una donna sposata e qui ci sono attimi di gelosia. Non so, adesso perché non conoscendo nulla di te posso interpretare in qualsiasi modo in un certo senso, solo che il taglio ci fa capire che la situazione non è facile, non è facile per via di gelosie, per via anche, potrebbero essere anche perdite di guadagno, soldi, perché magari qualcuno ti ha voluto sfruttare, insomma è una situazione che non è facile. Vediamo un po' però se per la nostra Cinzia arriva qualcosa di importante. Allora Cinzia, guarda, la situazione non è facile. Vedo che il passato è stato piuttosto burrascoso, ci sono stati momenti in cui ti sentivi proprio sola,
abbandonata, per gente che diceva tutto il contrario di tutto, non stabile, persone che volevano sempre sfruttare le occasioni. E vedo che hai avuto anche dei bei momenti di dialogo, di allegria, però insomma la situazione non è stata, vedi, ci sono due sibille importanti che fan capire che c'è il vedovo e c'è il delirante, che fan capire che la situazione era impegnativa. Adesso riceverai dei messaggi importanti da qualcuno, vedo che qualcuno ti scriverà e sembrerà quasi il principe azzurro, si può dire, però stai attenta. Tu sei una donna che hai combattuto molto nella vita e sei sempre riuscita a uscire a testa alta. Però vedi, questa persona che ti scriverà, ma forse saranno anche più di una, ti farà piangere. E molto probabilmente arriverà uno giovane, più giovane di te, e cercherà di lavorare molto per conquistarti, per avere una felicità. Ripeto, le sibille vanno massimo 12 mesi, diciamo che entro i 6 mesi sono attendibili, no? E com'è qui il finale? Il finale vedi che tu lo vedrai andare via e poi ancora disgrazie, gelosia, leggerezza. Quindi io dico che nei prossimi tempi molto probabilmente avrai delle comunicazioni con delle persone che potrebbero essere potenziali persone serie, però vedi, poi alla fine li vedrai andare via. Quindi non è per domani che troverai una persona stabile, coerente, seria e che abbia tutte le qualità di cui tu hai bisogno. Quindi penso proprio che Sibille ci stiano dando un'indicazione di aspettare, perché tutto quello che arriva entro i 6 mesi non è sicuramente alla tua altezza, nel senso che tu sei troppo alto per lui e quindi ti diranno sul bugie, ti faranno star male. Bene, cari amici, Rosa Marietto, qui vi ricordo tutti quelli che, ad esempio, vedo una persona tipo questa, vedete, di Facebook, Rosa Ricci, vedete che chiaramente si è iscritta e noi risponderemo, Marietto Veneziano e la Hilde risponderà a tutti quelli di Facebook che si iscrivono come ha fatto la signora Rosa Ricci. Adesso Rosa, scusami, non posso risponderti, ma è per far vedere, oppure anche questa persona qui purtroppo il tempo è quello che è e attualmente non posso rispondermi. Questo era un lancio che era programmato con Hilde, ma purtroppo oggi Hilde ha dovuto fare dei consulti importanti di persone che avevano bisogno, no? Vi ricordo anche il numero di telefono di Hilde, ecco, se volete fare un consulto di Hilde professionale, 20 €, 45 minuti. Bene, cari amici, questa sera ci troviamo su questa nuova piattaforma che copre Facebook, copre YouTube in diretta. Vi aspettiamo numerosi con il legale e domani alle 4:30 ci saremo ancora invece insieme, il legale Marietto Veneziano, per una mezz'oretta insieme. Grazie cari amici, vediamo un po' chi scrive ancora, lo saluto. E mi dispiace se non posso rispondere, ma attualmente abbiamo questa fascia di mezz'oretta per tutti. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.